Ci troviamo appunto a Ozieri, dove si produce un formaggio ormai tradizionale da oltre un secolo e mezzo. Parliamo della Greviera, un formaggio che sicuramente non c'è storia raccontata, ma non prenderà sicuramente il nome da Gruviera, ma molto probabilmente dalla Gruyère svizzera. Questo formaggio, che viene ottenuto dal latte crudo, è proprio prodotto esclusivamente in questo territorio. La realtà, che era stata portata dai piemontesi, per la precisione da Bra, quindi parliamo di un secolo e mezzo fa, erano venuti qui a insegnare ai sardi, agli ozieriesi, questo tipo di produzione casearia. Un formaggio unico nel suo genere, un formaggio che comunque, grazie all'utilizzo del latte, è prodotto dalla vacca della razza bruna, bruna alpina. Questa vacca chiaramente dà un latte con un pascolo, come vedete alle mie spalle, fantastico, un latte ricco di profumi, un latte che appunto lavorato a crudo, portato a temperatura di 35 gradi per poi essere appunto passato col caglio e nel momento della rottura del caglio lavorato sino a temperature di 48 gradi, otteniamo dei formaggi decisamente di pasta gialla come questo. Qui siamo di fronte appunto a una greviera che ha all'incirca 2 mesi, un mese e mezzo, 2 mesi. Noterete come questo formaggio nella sua fase di affinamento si gonfia proprio per via che l'acido lattico, incontrandosi con i propioni batteri, trasforma una fermentazione propionica che fa scaturire all'interno della massa del formaggio appunto dell'anidride carbonica che forma appunto queste occhiature. Nella lavorazione, chiaramente in base alle pressature, questo formaggio noterete quanto è morbido. Col passare dei mesi, a stagionatura più avanzata, 5, 6, 7 mesi, va di nuovo a perdere questa rotondità, questo gonfiore, per tornare ad appiattirsi e a regalarci una pasta con occhiature finissime. Quindi, ripeto, non confondiamo la greviera con la gruviera italiana di grande occhiatura, ma qui parliamo di un formaggio a occhiatura veramente piccola, un formaggio che con la lunga stagionatura diventa di tipo granitico. Siamo di fronte a un formaggio di grandissima espressione per quanto riguarda la sua complessità aromatica, un formaggio di grande prestigio, un formaggio che oggi come oggi meriterebbe il giusto successo, perché ci troviamo di fronte a quella tipologia di formaggi che non definirei formaggi di nicchia, che è una parola che non mi piace, ma li definirei formaggi elite, formaggi da grande meditazione, formaggi di un momento particolare dove potremo coglierne le sfumature aromatiche, proprio per via di questo latte che, grazie anche ai terpeni che la natura ci regala in base al loro foraggio, a quello che mangiano le vacche, ci ritroviamo con dei profumi decisamente marcati. Qui i profumi sono di fiori gialli, con note anche tendenzialmente di tabacco biondo, ma la cosa incredibile è che col passare dei mesi nella stagionatura questi formaggi acquisiscono profumi di frutti esotici, tra i più riconoscibili l'ananas. Il Greviera di Ozieri, chiaramente parlando della tipologia giovane del formaggio che ha 2 mesi di stagionatura, troverà un felice accostamento con dei bianchi molto morbidi, dei bianchi di grande struttura, dei bianchi complessi per quanto riguarda il corredo aromatico. Giusto per fare qualche nome, un vermentino di Gallura sarebbe l'ideale da abbinare appunto a questo formaggio ricco di questo territorio. Un formaggio interessantissimo che però con la sua freschezza nei 2 mesi, con la sua burrosità, riesce appunto con questo vino a trovare questo equilibrio e questa armonia che ripulisce appunto le papille gustative dalle parti grasse che la greviera non stagionata lascia poi nella cavità orale. Andando invece sul formaggio più stagionato, dai 6 mesi in su, chiaramente abbiamo bisogno di vini più strutturati, quindi dobbiamo abbinarci un vino rosso, ma un vino rosso di grande prestigio. L'ideale sarebbe abbinarci dei vini che abbiano anche però una nota molto fruttata, di grande fragranza, ma che all'impatto gustativo, all'ingresso diciamo così dell'analisi gustativa, ci diano dei vini di grande struttura, ma dei vini quasi masticabili, dei rossi di spessore di grande trama. Abbinerei quindi un ottimo Cagnulari o del Carignano del Sulcis. Queste diciamo che sono 2 tipologie di vino che ben si sposano a questo formaggio prodotto appunto nell'Ozierese. Ma prima che ancora i piemontesi venissero appunto a insegnare la produzione della greviera, qui nell'Ozierese chiaramente i formaggi venivano prodotti con la vacca sarda e uno di questi formaggi è Savanedda. Come vedete queste perette, qui chiamate panedda, sempre prodotte però col sistema del latte crudo,
Nello stesso, per quanto riguarda la temperatura similare, però poi per ottenere la forma a temperature decisamente più alte che rischiano di arrivare oltre 60 gradi. Quindi immaginatevi chi lavora a questi formaggi che tipo di pelle deve avere per sopportare queste alte temperature così dell'acqua, del latte stesso dove poi viene lavorato. È incredibile comunque dei formaggi, sempre in questo caso ho delle panedda molli ancora giovani, che però sono formaggi che possono anche avere davanti a loro una stagionatura lunga, con un'evoluzione dei sapori interessantissima. Sono dei formaggi quindi che consiglio così ad apertura a pranzo, come anche antipasti, ma in quello più stagionato, in quello più evoluto nei suoi sapori, nei suoi profumi, è un formaggio che potrebbe chiudere con accostamenti anche interessanti, come oggi si usa magari abbinandoli a delle composte di frutta o con della sappa di vino o anche con della bamele.